Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui per un nuovo speciale. Questa volta vi parliamo dell'iniziativa Ridatti una mossa, attività motoria al Parco Papadopoli di Vittorio Veneto. Vi presento subito gli ospiti che sono qui in studio insieme a me per parlare appunto di questa iniziativa che avrà luogo nel corso dell'estate 2023, quindi do il benvenuto a Lorena Bortot, coorganizzatrice dell'iniziativa e di tutte le attività, quindi benvenuta e bentrovata. E poi abbiamo Gianluca Posocco, vice sindaco di Vittorio Veneto, nonché assessore allo sport. Benvenuto anche a Posocco. Allora, che cos'è Ridatti una mossa? Ne abbiamo già parlato gli anni scorsi, ma è un'iniziativa che sta prendendo piede sempre di più in quel di Vittorio Veneto e anima un po' le estati vittoriesi. Allora, Lorena Bortot, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, che cos'è Ridatti una mossa? Ridatti una mossa è un progetto nato da un'idea dell'ULSS per incentivare le persone a fare attività all'aria aperta in particolare. All'aria aperta perché se pensiamo che in primavera, estate usciamo da un periodo un po' pigro dell'inverno in cui siamo un po' tutti più restii e titubanti a muoverci, la coreografia del parco, il nostro parco Papadopoli in particolare, ci aiuta e ci incentiva a muoverci un pochino. In cosa consiste nel dettaglio? Consiste nel proporre le attività sportive che già la città offre con le proprie associazioni sportive ad un target di pubblico nuovo che può approcciarsi così allo sport per la prima volta. Quindi una sorta di promozione proprio dell'attività, delle varie forme di attività sportiva, perché diciamo il vostro obiettivo è quello di far muovere un po' i vittoriesi, giusto? Esatto, diamoci una mossa tutti insieme. È un bel progetto perché dà la possibilità, oltre che di fare esercizio, chiaramente questo è lo scopo primo, ma anche di capire qual è l'offerta vera sul territorio. Sono le associazioni sportive che si offrono di far provare le proprie discipline a tutte le persone che vorranno iscriversi a questo progetto in modo leggero, quindi un primo avvio molto blando per spiegare l'attività e per iniziare un po' a mettere in movimento il corpo e i muscoli, offrendo la possibilità di provare una offerta molto ampia, ecco, di sport. E dopo entreremo appunto nel dettaglio, ma prima passerei la parola all'assessore allo sport Gianluca Posocco, un'iniziativa, quella di Ridatti una mossa, che ha riscosso grande successo gli anni scorsi e quindi con piacere immagino il Comune ha deciso di riproporla. Sì, certamente, l'ho detto il giorno della presentazione, un assessore allo sport molto felice. Perché il progetto sta crescendo ogni anno, è un progetto importante e il merito di tutto ciò va alle associazioni che partecipano, a persone come Lorena, il cui lavoro eccezionale permette poi di mettere in piedi tutto, ai vari sponsor, tra cui mi permetto di citare le farmacie comunali che ci danno una grossa mano quest'anno, all'USL senz'altro e anche all'ufficio, permettetemi, all'ufficio sport del Comune di Vittorio Veneto, che oltre al grosso lavoro ci mettono proprio il cuore, perché anche il nostro personale del Comune ci crede in questo progetto estremamente importante. Sappiamo cosa significa l'importanza del binomio sport e salute, sappiamo quanto sia importante portare la gente all'esterno a praticare lo sport, quanto sia importante per la forma fisica e anche della mente. Certo, poi c'è anche tutto l'aspetto così della socializzazione, ovviamente veniamo da anni insomma un po' difficili, quindi è bene ritrovarsi e perché no conoscere anche delle persone nel momento in cui si fa attività fisica. Ecco, Posocco, c'è da dire che la nostra città è anche fortunata perché le proposte sportive date dalle numerosissime società sportive che ci sono, insomma, non mancano, anzi, giusto?
Anzi, veramente ci guardiamo intorno, ci sono tantissime società sportive, tutte con voglia di fare, tutte che organizzano in un territorio che è meraviglioso, il nostro territorio, che magari qualcuno dà per scontato, ma che scontato non è vivere a Vittorio Veneto in mezzo al verde, in mezzo alle colline, in mezzo alla natura, è veramente un valore aggiunto, una fortuna che noi abbiamo. Tant'è che sono nate molte iniziative nel tempo, oltre a Ridatti una mossa, siamo partiti dal Pedibus, il progetto che porta i bimbi in sicurezza a scuola, i bimbi della scuola primaria. Poi sono nati i gruppi di cammino, prima solo la mattina, poi anche alla sera. È nato il progetto naturalmente Vittorio Veneto con 50 chilometri di percorsi pedonali e una parte ciclabili, tutte all'interno del comune. Questo è un vanto che solo, penso, in regione un comune come Vittorio Veneto può vantare. Quindi una città attiva da questo punto di vista, una città molto fortunata da questo punto di vista. E appunto Posocco citava alcune delle proposte, alcune delle attività, ma veniamo ora appunto nel dettaglio, entriamo nel dettaglio di quello che è il programma composito e articolato di Ridatti una mossa nell'edizione 2023. Allora Lorena, quante proposte ci sono? Che tipo di proposte ci sono? Io posso dire con grande entusiasmo che il calendario di quest'anno è particolarmente ricco. Come dicevi tu, siamo usciti da un periodo un po' più lento, se vogliamo, per i motivi che sappiamo, e la proposta quest'anno è stata accolta non solo dalla cittadinanza, ma anche e soprattutto dalle associazioni sportive che in gran numero hanno scelto e si sono offerte di partecipare. E quindi io vado con l'elenco, parto dagli stoici che hanno resistito negli anni e che danno comunque un grandissimo contributo a questo progetto, che sono sicuramente la Frenesi, che offre la possibilità del ballo di gruppo. E poi abbiamo il nostro gruppo, se posso citare, che è quello della kickboxing, che è un settore un po' più di nicchia, ma viene comunque molto apprezzato, se non altro con curiosità. Abbiamo il centro sportivo Eracle, che si occupa della parte di ginnastica dolce. Anche questo è un gruppo sempre molto ben nutrito, di persone che partecipano con entusiasmo. Abbiamo il Sole d'Oriente, associazione che invece propone yoga, pilates, qigong. Poi abbiamo delle associazioni, la scuola di maratona, scusatemi, la scuola di maratona, che oltre a far parte da anni di questo progetto è anche una delle associazioni pilastro della nostra città per tante altre cose che propone. Abbiamo delle new entry molto importanti, prima tra tutti mi sento di nominare la Nuotoli Nuoto, che ha a lungo riflettuto su come proporsi all'interno di un progetto che dovrebbe svolgersi al Parco Papadopoli, ma diciamo che hanno aperto le porte della piscina ai tesserati, che potranno quindi usufruire delle lezioni di acqua gym. Perché le fontane del parco non erano ancora abbastanza non sono ampie, abbastanza capienti, immagino. Vedremo col vice sindaco Chissà. cosa possiamo fare. Poi si è aggiunto il gruppo del Brazilian Jiu-Jitsu, anche questa new entry di quest'anno, che proporrà naturalmente della ginnastica a terra. Non dobbiamo mai spaventarci rispetto alla disciplina, perché come dicevamo è tutto per l'avvio, un po' propedeutico allo sport. Il gruppo dell'Atletica Vittorio, anche qui con degli esercizi base per iniziare le persone all'attività della corsa. E per finire il gruppo del Nordic Walking. Il gruppo del Nordic Walking, che è quello che di più tra tutti necessita di attrezzatura, sappiamo che servono i bastoncini per la camminata, si è anche offerto di mettere a disposizione l'attrezzatura necessaria in prestito, chiaramente, alle persone che vorranno provare. Beh, quindi devo dire, la scelta, il ventaglio è molto, molto ampio, e quindi direi che speriamo anche con questa nostra chiacchierata di oggi di solleticare un po' la curiosità. Sono praticamente certo che alcune di queste discipline magari per alcuni sono sconosciute, sono nuove, quindi è un'occasione anche per cimentarsi in un qualcosa che poi magari può diventare appunto un'attività continuativa nel corso dell'autunno e dell'inverno. Diciamo sin da ora come si può fare per iscriversi, per prendere parte a queste attività?
Il Comune ha già organizzato qualche settimana fa una serata di presentazione alla Biblioteca Civica che ha riscosso un grandissimo successo, a seguito della quale abbiamo deciso di aprire immediatamente le iscrizioni. Infatti le iscrizioni sono già aperte ed è possibile rivolgersi all'ufficio IAT per ritirare i moduli che vanno poi compilati, firmati e riconsegnati, e a quel punto basta aspettare il 12 giugno e partire con l'attività. Aggiungo anche che se tutto quanto detto finora non fosse abbastanza, abbiamo una chicca quest'anno, che è il gruppo dei lettori della Biblioteca Civica, che si è reso disponibile a intrattenere anche i più piccoli, quindi non abbiamo scuse per non andare, non so a chi lasciare i bambini, vanno alle letture in biblioteca, che proporremo come evento speciale. I dettagli saranno poi pubblicati su Facebook. Quindi ci sarà questa concomitanza, diciamo, di eventi. Assessore Posocco, direi che veramente l'offerta è molto ampia e c'è da essere, credo, orgogliosi di un'iniziativa del genere. Tanto orgogliosi. Solo da ringraziare tutti gli organizzatori, le associazioni, veramente è un progetto importante e molto bello e che cresce di anno in anno, quindi orgogliosi è la parola giusta. Tornando un attimo a Lorena Bortot, ci diceva prima che appunto ci sono delle new entry dal punto di vista delle associazioni. Con che entusiasmo, diciamo, le associazioni hanno accolto il vostro invito a diventare parte di questo gruppo? Io devo dire che con grande sorpresa sono stata contattata quest'anno da tantissime associazioni che erano incuriosite rispetto al progetto, che mi hanno chiesto approfondimenti e che valuteranno eventualmente anche il prossimo anno una loro partecipazione. Quindi il numero delle associazioni sportive partecipanti è in crescita, perché lo scopo primo non è, se posso essere schietta, farsi pubblicità, ma è davvero proporre una rete di offerta che possa essere fruibile da tutta la comunità proprio per valorizzare il territorio e non solo il singolo, e questo è molto molto bello. Come attività correlata, tant'è, abbiamo anche il cinema, che non è prettamente sportivo, ma che offre la possibilità di trattenersi ancora un po' al parco, godere del fresco della sera e insieme alla famiglia anche guardare un bel film. Quindi c'è anche questa proposta ulteriore. Quindi siamo partiti dal fare un po' di attività fisica e vedete che insomma l'iniziativa ha delle costole molto importanti e quindi sta diventando sempre più articolata di anno in anno, perché queste sono novità, le letture in biblioteca eccetera. Non abbiamo detto, e andrei un po' a specificarlo, cioè a chi ci stiamo rivolgendo, limiti di età eccetera, quindi Lorena. Noi ci rivolgiamo a tutti, non ci sono limiti di età, anzi abbiamo il permesso di autorizzare la partecipazione, come dicevamo, anche a chi non ha il certificato medico, proprio perché questa viene proposta come attività leggera, quindi non ci sono limitazioni dal punto di vista medico, dal punto di vista della salute, ma soprattutto non ci sono limitazioni dal punto di vista dell'età. Tutti i corsi, dalla piscina alle arti marziali alla ginnastica, sono adattabili perfettamente sia ad un target di pubblico molto giovane, ma anche ad un target di pubblico un po' più anziano. Chiaro che l'ULSS cerca di incentivare al movimento le persone magari più grandi di età, che hanno tanti impegni e poco tempo, ma la proposta comunque è per tutti. Quindi una proposta così a 360 gradi, possiamo dire. Allora, io direi che abbiamo scandagliato un po' in lungo e in largo questa bella iniziativa. Lo ricordo ancora, Ridatti una mossa a partire dal 12 giugno fino al 31 agosto, quindi proprio per tutti i mesi estivi. Vi chiedo appunto in chiusura, magari prima a Posocco e poi a Bortot, proprio in un flash, l'invito ai cittadini di Vittorio Veneto. Allora, perché partecipare a Ridatti una mossa? Posocco. Partecipare a Ridatti una mossa, intanto perché indubbiamente è importante fare lo sport, farlo con tanta bella gente in un parco meraviglioso che è il Parco Papadopoli, in una zona in cui puoi anche beneficiare dell'arietta fresca della sera nei mesi caldi estivi. Quindi invito veramente tutti a iscriversi perché sono momenti che fanno star bene. Sono momenti che fanno star bene, dice Posocco. Allora Lorena.
Io ripeto quanto ha detto il nostro vice sindaco, perché la penso esattamente così: venite a provare, non fatevi scoraggiare dal titolo dell'attività, siate curiosi e datevi una mossa. Oh là, e allora proprio l'invito è quello ai vittoriesi di darsi una mossa, una scossa proprio in questa estate 2023. Allora, io ringrazio Lorena Bortot, coorganizzatrice dell'attività, insieme ovviamente agli uffici del Comune di Vittorio Veneto, e ringrazio Gianluca Posocco, vice sindaco nonché assessore allo sport della città di Vittorio Veneto, per essere stati qui con noi. C'è anche una pagina Facebook, tra l'altro, di Ridatti una mossa, ecco, quindi potete trovare anche lì le informazioni, tutti i numeri necessari, e poi lo ripetiamo allo IAT. Ci sono queste 2 giornate che sono il... Giovedì 8 giugno dalle 18 alle 20 e sabato 10, se non sbaglio, la mattina dalle 10 a mezzogiorno e poi di nuovo dalle 18 alle 20 alla loggia del Museo della Battaglia. Troverete me. lì presente. Ecco, grazie a tutti voi, quindi grazie agli ospiti, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.